Ecco Davide, com'è nata l'idea di buttarsi proprio nel mondo della lavanderia, proprio così? Tu da ex maratoneta e ancora adesso corri, no? Diciamo che è nata 14 anni fa da un'esigenza che avevo io. Quando andavo al lavaseco non ero molto contento perché si lavava i capi, si lavavano i capi assieme agli altri. E avevo visto queste lavatrici in America in TV come tutti quanti noi e praticamente mi è venuta l'idea vedendo una lavanderia, un mio cliente che vendeva queste lavatrici e ho chiesto. Da queste informazioni è nata questa mia idea e la prima lavanderia l'ho fatta a Gudego. Ecco Davide, qual è stato il punto di collegamento tra lo sport e appunto il settore imprenditoriale? Diciamo che il punto imprenditoriale su questa attività è che riesci a darti del tempo libero e per me era molto importante. Quindi ho valutato molto bene di fare l'imprenditore senza dipendenti, cioè nel senso creare questa piccola catena però per crearmi del tempo libero e riuscire ad allenarmi il più possibile, magari anche come faccio adesso delle volte, 2 volte al giorno. E quindi Davide, non solo corsa, ma anche altre attività, come ad esempio il ciclismo. Sì, la bicicletta è una passione secondaria che mi ha tramutato un professionista, tra l'altro. Diciamo che ce l'ho sempre avuta nel sangue, però a suo tempo, oltre a correre a piedi, mi allenavo anche in palestra e ho conosciuto Marco Bandiera, che è stato un carissimo amico, che quando ho deciso di abbandonare leggermente la maratona per stanchezza mentale, perché c'è un periodo della vita che bisogna anche saper staccare. Ho preso in mano la bicicletta e grazie a lui ho portato a termine, ho portato avanti questa mia passione della bici e diciamo che non l'ho portata avanti solo come amatore tranquillo, ma diciamo che riuscivo a fare quasi 30.000 km in bici, quasi da professionista. Ecco. Per noi è una grossa soddisfazione che un imprenditore abbia avuto l'intuizione e il coraggio di aprire un'attività nel nostro paese, perché sono convinto che da queste piccole cose, questi piccoli passaggi, possa esserci un ritorno di un indotto per l'intero paese. Inoltre il Comune di Cavaso ha visto in questo fine anno anche un'altra apertura di un noleggio di biciclette elettriche, la Steak e-Bike, che per noi è un altro ulteriore motivo di interesse e di vanto. Quali sono gli obiettivi? Parteciperai ad altre maratone in questo nuovo anno, nel 2020? Diciamo che l'effetto coronavirus non sta aiutando, comunque in programma con il mio allenatore avevo già Valencia che si svolge il 2 di dicembre. Salvo problemi diciamo di questo periodo, inizierò la preparazione a luglio come l'anno scorso che ho iniziato la preparazione per la Maratona di Torino che poi sfortunatamente è stata sospesa ma fortunatamente ho dirottato a Pisa e l'ho portata a termine con un ottimo risultato. Quest'anno punterò a Valencia.